Ma as diria che a nostra ca ha riso tutti. No, ma guardate che belle sì, riso mamma per finta, né? Sì, ma per ferie i nostri audiolettur. Monsieur e Madame, Mario Ferrero e Paulin, gli ambulant che van mai d'accordi. Gina! Ma stanno lì a perdere tempo con che lì? Pensietemi una mano a tramite ste cassiette. Forza, dai, su! Ti, Tribula, guarda che lì l'hanno battezzato, né? Che lì, come dice, mila yang no, e alle me che lo dovre quanti che ti rivolgi a me se ve le tengo tranquillo, eh? Oh, non fate permettele anche agitate. L'importante è che ti fate non perdere tempo a mia fumna. Sei gelosa, eh? E crepe che la camalo via la testa, eh? La spaura, guarda che la spaura. Tu sai che mi sono un bel maschio, eh? Un bel maschio? A discale un bel maschio? Stelefan con le braie lunghe. Gina, ma delle di sbruiete sì o no? Ah, meno male. Ecco, brava. Dammi una mano, sì, pia custa. Poi anche a mio nome torna come l'autardina, eh? Guarda che mi e pio le tue casse sgangherà e ti fico per Foucault. Tenten là, tenten macan là, se deve non finire il mercato d'entrega, eh? Se deve finire tutti d'entrega, stanno là. Dite stun, cosa ve le dico un long ti? Cosa ve le dico un long? Vedi, me carpifer, che se tengono le distanze del mio banco con tue porcherie pesa spusulent, mi e distacco i bracci. E pensa che fa? Poi vendo al solime perché io non sacca, tanto che in parcherin e serve maccotti a fezzalam, guarda. E mo la staccasia le dite, vilandam barotquada. Sì, pinguino, venditore di pinguini, continua ancora un po' parei e poi vede che mi cassi ne fa regalare una dal municipio. Rassa di incretin che zes. Ma cula servirà per su trete. La scapime? Perché il di che, guarda, il di che ti infasi sosteggi la catena, definitivamente, mi e tua fumna, e fas la più bella video dal mercato, me car Piangini. Ma mi fa la braca, bisogna proprio che imprenda a pinenfeie casa luncadis. Forza, belle madamin, avvicinatevi al banco del mare. Avvicinarsi vuol dire... Meire asfissia. Sta ceto, delinquente. Sta ceto. Come che sarei a dire meire asfissia? Ma sente non la spusa che sono i tuoi pesi, eh? Al town che manda tua marsogna. Ma se per l'inquinamento atmosferico e la galera ti, guarda, dovrei un picchete e la sete se che al soldo, Dio mio. Ma sciopa una volta. Allora, madame, il lumatut. Tut lung che i pelle su nieve. Al me, alle nengamban. All'ences. Ma e poi ha detto che uno va a finire in galera. Allora, senti, bene. La fuma finia, sì o no? O delle che mi scaraboccia la facciata con un paio da sgiaflun? Cod fasti? Cod vele fe? Ma va a dormire cutulengo dan cutulengo. Ma che vele scaraboccia la faccia, ti? A chi? Con una sfisita da chi ti che las? Ma sta bravo, menangete, sta bravo. Mangia e spioios, come che stis. Ven con la specie di roba che ti ciame pes. E dismi più niente, eh? Ma i vela un bel bag, ne? A parleme ancora parei. Ma bisogna avere un bel tupebele, ti. Monsieur Arluge, ma che credete, ti? Ma vergogna neanche. Ti parli di me pes. Ma ti credete lei, salvan lor? A confronto alla tua amnesia, lei altro che lor. Me car vigio. Di molla, ne? Gasà d'angasà. Se mi vorrei, sa, ad banco il to, in abito sud-est, idludio mi son, idludio mi. Ma pisa piccher, Valengo, Gnaccio, fate un belle le cervelle, specie miserabile, e zura tu prima che ti spui dos e che ti faccia merenia, ascolta il mio consiglio. Rientra nella tua tanga e continua a ferrare da condurre come sei abituato. La scapime? Ti creano tanne, te, e le tue mostre. Ma qua sono mostre, le sbagliamo, sono un po' mostre lì che vende. Mi ricordo
quelle che mi trovava da cita in 31 Pasqua. Molla, die molme la giacca, bacquaro. Gau me le pisce da dord, Che avete sciapunoso, Va, mesa creatura, Va, che dagunen, anzi, guarda, me ne vado almeno mi runen asfissia con il tam dito i pers, guarda, me ne vado. Gina, all'endai proprio via, meno male. Carpa una buona volta, delinquente! Al chansonnier piemontese Roberto Balocco stasmana au presenta una canzone che la fait epoca. Cichina la stiroira. Una sera che tota cichina amasmiciava da red la vetrina mi passava per combinazione un subian una canzone e son subito fermame a guardela con l'ingenua faccina tan bella che savia stire così ben già lampes e era piamne in balin una decisione lei pia per me se lei chiama e son fermame slus un po' gena al fer aspassigiava su e giù alla subitime avanti bel monsu lei fa sen me col disegni stufu col e l'uria durca le trommol la dime che sfigura le mea fe lei die ogni dun per someste e te mesa a suonava al ciuche e il negozi avantava serene ai decret avan ben rispettato quante noie evita e son fam lo di la gitaie porte foran gancele saraie a qua gir lei sarà tutto ben e poi dopo alle vitasse in cammin al fucole lei gava alla dime a basta pa alla tutta sta camisa strafugna sono abituame a fare travai da bin e la ripasso tutta et coi pulsin mesura nen at pi a vedrà che le servì cabugia nen la dime e fa stut mi e lì alla comincia a travagliare mi la guardava mac senza parlè alla prope vorse soagneme a sa via pinen cosa feme col bel cœur arrangiava il fucol n'entro dur e n'entro mol son sentume ciape per nuria mentre tota cichina svenia poi appresa in torceta sal nas alla sbattume da redi in taula un uomo ben pianta all'era so papà alla porta met peisan mes la stra alla dime adesso che suon bene sì e lei ve la stirete con poco me e lì la comincia e alla mandame a ca smiava un pezzo duro lì come fa cichina alla stira un fucol discret so pare alla stirame tut complet E adesso sun torna a me, Luisella Guidetti, che con Beppe ed Moncalè e suma per voi altri, Monsieur Pautas e Madama Bonin.
C'era Madame Bonin. E sono stata un po' senza vezze e adesso al giro una smana è la seconda volta che si incontriamo. Oh, sono proprio contento. Come va? Oh, sempre stesso, mio caro Musi Pautas, sempre stesso. Anzi, guardando i prezzi della frutta al mercato, direi che induma sempre peso. Ma perché la frutta come prezzi alle torna carsua? Carsua? Ma sta ricorda da masna quando che per ries fazio urcin con le cirese, butanzi e due e a cavallo di urie. Ma sta ricorda chi è che bei tempo ieri, Oh, se me ne ricordo, Madame Bonin, ieri gli urcin di povero. Ben, adesso le papi parei. No, con l'onca costo le cirese, sta tornai subito in siuria, fare io quasi per la figura, come capisco d'urcin d'or. 1.600 lire il chilo, Musi Pautas, 1.600 lire! Ah, certo che da stupas e sei proprio ne andua che fine Roma. Anzi, per di me, e lo sei pronto che fine Roma, ma che lo dico non perché sono in presenza di una signora. E vedo che al giornale ant la saccoccia. Cosa caienne al giornale? Cosa caienne? Oh, sempre le solite balle, Madame Bonin, vede. Ma si pautas! Ma sono già ti smentiasse che davanti a chi è la signora, eh? Ma no, Madame Bonin, intendia di sempre le solite storie. Capia i soliti quadrapiment, le solite desrapine, con la quinzena di persone massà, pi quei cretinata varia che interessa a ognuno, e il giornale alle belle fai. Ma quale casario le cretinate che interessa a ognuno, secondo chi è? Ecco. Vengo al punto. Sì. Capia per esempio queste notizie. Ecco, questa sì. La notizia che il maestro Menotti vuole mutare sostanzialmente il Festival di Due Mondi ha suscitato scalpore e destato vive preoccupazioni. Vive preoccupazioni! Ma chi casaria sto maestro Menotti? Ma le non che Dio comì, ma chi calè il Menotti? Ma cosa cavel che ne frega i pensionai IMSS del Festival di Due Mondi che cambia? L'unico festival che potrebbe interessare a noi pensionati è il Festival dei Fakiri, abituati come suma a sauta i pasti. Oh, già perché chi ha già leso sui giornali per caso le cronache mondane che tra le personalità intervenute alla prima del Teatro dell'Opera si notavano gli onorevoli X e Y, il cavaliere del lavoro tal dei tali e il pensionato IMSS Giuseppe Pautasso, Alla già lesune dresu con parei, no, No. E allora? Vabbè, chi forse avrà ragione, ma forse a una certa categoria lì a persone gli interessa a codlu lì, sì che sai, Ma che fa ma che piace, Madame Boninca, guarda sì per esempio, titolo su 3 colonne con fotografia. Sì. Dramma in casa Ponti. Sofia Loren si stabilisce a Parigi, Ponti rimane in Italia. La notizia ha provocato profondo turbamento. Oh, bastala. Ma anche Ma chi che ne frega qualcosa di Sofia Loren e Carlo Ponti che sdivido? Ai operai della Emanuel che sono senza lavoro, ai risconi della Fiat che sono in cassa integrazione, a cui che sono ricoveranti i corridori di ospedali. Ma sì, da un certo punto di vista pesa anche capirlo, Musi Pautas, però sa sdivido alle comein, Perché sa sdivido domani a Calorpan? Ma no, è Dio palon là, però sono sempre gente da sto mondo, alle sì che chi la sbaglia, Madame Bonin. Quella gente lì ha un land del nostro mondo. Il nostro è il mondo delle cartoline da bulè, le soffiette, di girano in mercato per risparmiare 2 lire e in masa di coste o insieme a un chilo di patate. È il mondo delle scarpe a sulà, cara Madame Bonin. Le scarpe a sulà, quella gente lì, a san neanche capì cosa che sia io. Musi Pautas, avel che dia una cosa. Da un po' tempo a sta parte an fa pensare. Sì, an fa riflettere, vedi. Forse noi siamo proprio gente no mood, ma e sono proprio in ritardo de quando c'era Musi Pautas. A ben arvedla, Madame Bonin. Cari amici della nostra ca, sono Paolin e sta smangaia anche Dario De Ambrogi e devo far sente qualche angeli hanno visto le stelle. Allora Dario, sei pronto? Sì. Domande? Sì. Come opera? Qualche angeli hanno visto le stelle e i corbotti
s'ero iei antilet, quan che sbaso le nostre parpelle, anche il vento sospira discret. Penso muc alle luci dal mondo, alla faccia una città lontana, la mia vita tal gir d'un secondo es trasforma en fa soffrire man fiamma. E allora che penso a te, che tornerà, che c'è lontano perché dal gran dolore dove saràs, ma ti lo sas anche i can a riposo le cucce, mentre i crea improvviso un concerto. Tutto il mondo riposa felice, e il me che le lacrime aspetta. Tutti gli angeli adesso a riposo, e le stelle a trapunto la neve, ma mi piuro e le lacrime a sposo, non si ricorda un amor morte vero. E allora in cielo mi prego chiel, prego nos gnu, che il mio dolore alla via fin, che un po' ben passa tornare, mi vespere per antan, mi prego nos gnu. Dice gli angeli che has morto le stelle, con la sera mi mero a dolore, e le lacrime hanno le parpelle. Pensi e nos gnur al me dolore, fammi sperare, fa la tournée. E adesso una delle macette più richieste ad Mario Ferrero, Tartaia e Mobilia, ben coadiuvà da Beppe ad Moncalè. Ma boia fa, dan boia fa, ma guarda che sgarro, ma questa sì che è una disgrazia grossa. Ciao Tartaia, ci torna in crisi, ma cosa che barbote ti da sul? Ciao Mobilia, sono altro che in crisi, ma guarda sì, ti guarda, ma guarda sì, che disgrazia, ma via Tartaia. Oh già, perché partire è difficile Tartaia, ma che disgrazia ti parla? È morti qua i dun. Ma fate furbo Stasi e lei dite guarda sì, vedi neanche le scappai la nata da cursa e lei versa
tutto il vin e su anche Maciameltoni. Ma Tartaia, ma pitla ne imparei, in fondo alle prima cantoni, e da senti una lavare, va via, no? Ma cosa? Ma cosa? Una frega mi del Toni. La disgrazia, lei che si è scappata. Allora, Alvin, anche secondi, cosa bevo? Un mangiante, Dimmelo te, cosa bevo? Dimmelo, Ma fanno una tragedia, ma vado in reparto di fonderia, hai le macchinette apposta che distribuiscono il light, per anche io vuol dire che bei frase di light. Me, bevi il light. Ma ti pate ori, me carmobilia, mi beverai al light, al dico che le vacche a mangeranno l'uva, ma guarda Magdi, scappei la nata, ma però pure da perché la colpa è sempre quella di disgraziata mia fumna che non impianta bene la nata, ma adesso io vado a cateme in litera stup parei impara. Ecco, bravo, perde tempo, andate a il vin, poi il bulle torna in ritardo e pare non accorge cosa che dice il capo. Ti mobilia, mi ricordi, e su un pampui come te, mi i gripugnin, neanche ad laucat, mi i gripunen, neanche ad laucat, e tu dio 2 volte, ma chi è? Che sono arrivato in ritardo e lei di luciare al capreparto. E cosa che las die? E lei dice che io non macchi pretur scomod e i previ scomod. E anche i turniuri scomod. E mi, e sono a cui con me, è poco da scherzare, l'avesse veduto al caprepart, diventa bianco come una strada. Poi l'ambrancame per le matlotte dal Toni e alla baulame la faccia. Come saria di scomode? E ti cosa le rispondi? La verità le rispondi. A me la conto per tan lunga e lei dice che è più scomodo che me. Dal fondo della barriera di Milano arriviamo in via Settembrini, bisogna che pia Che bel dudun! Ma che dudun, due tramvai e poi chi fa un toccapè. Ma che tempo ben Tartaia, ma sai che quasi ti chiama sul serio? Già, perché mi sono da pieno sul serio. Figurati. Figurati, mica sono un pagliasso, Ma no, ma chi che dice long? E vorremmo dire che a volte ragione un po' come che parli. Insomma, che tu le grumiere in tal cranio ha su un nem proprio tutto a posto, è vera? Allora sì, alla parlare di Giosuè Carducci, ma gaute la nata beduin, d'un beduin, proprio ti parli così, ti che crede fino che la norma di legge sia l'opera da Bellini cantata dai pretur Stasi. Ma sì, ri, deficiente, bete, hai proprio da rie, hai per me conto, hai niente da rie, hai da preoccuparsi invece, che storie. Asap! Ah sì?
Preoccuparsi per cosa? Ma come per cosa? Ma per tutto che succede. Con sti attentati terroristi, per esempio. Ste brigate nere, ste brigate russe. Ma a te fanno paura? No. A me le brigate russe e quelle nere un barbis. Mi le paura a una brigata sola. E quale che sarebbe? La brigata Cirio. Se indessa fini lì, sì che sarebbe dura di piena amnesta dai baiati. Ah, ma non signor, ma che stato? Ma ti rendi conto in che stato che sei, Ma che domande sono le tue? In che stato che sono? Sono in Italia. A meno che abbiano tramutato la Fiat alla Svizzera senza che non cos'è. Mi intendia lo stato mentale, ma va da Barnard, fate trapiantare il cervello che è ora. E saluto Tartaia. Ma va te da Barnard! Mi vado dall'osto a un salcantone in face di trapiantare un bel liter. Ciao mobilia. E anche il numero 27 alle finì. Ringraziando al piccolo coro dal Maffei, l'orchestra di Romano Farinatti, la banda musicale Liano al Mumbersè e la Fonicetra, aumanda un gros basin Luisella Guidetti e Sessa Grinà, scuta a nostra ca. Arvezze a tutti dai vostri Mario Castagneri e Giorgio Lupica.